Dopo 2 spostamenti il Santa Venerina scende finalmente in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rosso-giallo-blu dopo l'1-1 dell'andata fanno visita al Belpasso del nuovo allenatore Diego Giuffrida, che ha preso il posto di Marcello Manca. Mister Calvaruso deve far fronte alle emergenze squalificati per comporre il suo 4-3-3. In difesa davanti a Buallegue c'è Bonaccorso a destra al posto dello squalificato Lopez, con Calì, Spampinato e Zanella a completare il reparto. Centrocampo da inventare viste le assenze di Fabrizio Scapellato e Basile. Quindi in cabina di regia c'è Daniele Scapellato con Pisasale e Biondi mezziali. Tridente offensivo classico composto da Sinatra, Carbonaro e De Leonardis. Primissimi minuti di partita, Mascali sul piazzato sventaglia a destra verso Barberi che tiene in campo la sfera. Poi Pisasale anticipa Cucinotta e lo salta e fa ripartire il contropiede del Santa Venerina. Ancora Pisasale che accelera. Conduce palla il numero 30, salta Milizia, salta anche Mascali che lo stende in scivolata. E calcio di punizione per il Santa Venerina. Grande azione di Pisasale. Sul punto di battuta c'è Sinatra. Va Sinatra, morbido, sopra la barriera. La solita splendida pennellata sul calcio di punizione di Salvo Sinatra. Quarto gol sul piazzato per lui, 17° stagionale, 1-0. È un ottimo Santa Venerina quello dei primi minuti. Scapellato, scambia con Spampinato. Guarda in profondità, cerca poi il movimento di Sinatra. Sponda col petto verso Carbonaro col sinistro, fuori bersaglio. Biondi ricomincia all'indietro, da Calì. Di prima verso Scapellato. Scapellato nel cerchio di centrocampo, va al lancio nella zona di Diperna che stoppa, gli porta via il pallone Carbonaro. Subentra Sinatra al limite, Sinatra una finta, Sinatra col mancino, fuori di poco. Sempre ospiti in possesso palla, Zanella cambia gioco verso Spampinato, di petto per Scapellato, troppo di fino, gli porta via il pallone Calì, poi spinge Castelli, resiste anche il ritorno di Zanella, Castelli diagonale, sembrava sulla traiettoria Buallegue, palla al lato. 29esimo, si fa vedere in avanti anche il Belpasso, Mascali per Castelli. Combina con Barberi, lo cerca di nuovo Barberi, non si capiscono i due. Arriva però Marino, che si allarga, esce Buallegue, ancora Marino in possesso palla. All'indietro per Santonocito, Santonocito a contrasto con De Leonardis, fischia il direttore di gara. E simulazione di Santonocito che era già ammonito e va sotto la doccia. Bel passo in 10 uomini. Si abbassano i ritmi nella ripresa, Spampinato per Biondi. In verticale a cercare Pisasale, lo stop, poi allarga bene a destra per la corsa di Bonaccorso. Ci arriva il 24, cross basso per Carbonaro. Manca l'appuntamento col raddoppio, contrastato da Milizia. È tempo di cambio per Mister Calvaruso, entrambi a centrocampo. Fuori Biondi, dentro Vittorio e fuori Daniele Scapellato, dentro Magri. Padrone di casa che ci provano con tanto cuore a cercare il pareggio, ma si espongono al contropiede degli avversari. Qui De Leonardis si invola a sinistra, vince un rimpallo con Marino, poi vede Sinatra sulla tre quarti, lo serve. Sinatra, grande palla per Pisasale, Pisasale davanti alla rosa, fondamentale il recupero di Tomarchio. Altre 2 sostituzioni in casa Santa Venerina. Escono De Leonardis e Zanella, dentro Mongelli e Gulli. Marino con le mani, intercetta Pisasale, poi Tomarchio. Alza un campanile in profondità, ci mette la testa Spampinato. Il pallone finisce a Sinatra, il petto, poi il suggerimento per Carbonaro, posizione regolare, fa sfilare il 7, Carbonaro alla conclusione, lontano dalla porta difesa dalla rosa. Minuti di recupero, ultimi assalti del Belpasso, lancio di Calì, intercettato da Bonaccorso, Sinatra mette bene giù, poi va al rinvio nella zona di Carbonaro, irrompe in velocità, poi Bonaccorso che si lancia verso l'aria. Bonaccorso aspetta l'inserimento di Carbonaro, lo serve, recupera Tomarchio, la palla finisce a Mongelli, salva tutto Tomarchio che devia il tiro. Ultime fasi concedete della partita, Calì fermato da Vittorio. Il pallone finisce a Spampinato senza Fronzoli verso Sinatra che scambia ancora con Vittorio, allarga poi per Pisasale, arriva fino al limite, Pisasale il tiro respinto da Marino, raccoglie Sinatra, ci prova dalla distanza, blocca a terra la rosa. Missione compiuta, al termine di 97 minuti di gioco e grande intensità il Santa Venerina stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Il Belpasso ha lottato anche in 10, ma non è bastato. La squadra di Calvaruso capitalizza al massimo i primi 20 splendidi minuti, in cui si è visto tanto possesso palla di qualità e grande controllo del gioco nonostante le pesanti assenze. Il sorteggio del prossimo turno vedrà oltre al rosso-giallo-blu squadre di alto profilo: Agragas, Priolo, Nicosia, Orlandina, Santa Croce, Atletico Partinico e Torregrotta. Prima però bisognerà pensare al campionato. Domenica 22 febbraio il Santa Venerina farà visita al Mascali, un avversario da non sottovalutare.